perché dà minutaggio a chi ultimamente ha fatto meno minuti di campionato, di partite, e quelli che sono arrivati hanno bisogno, ci teniamo a passare perché è un prestigio arrivare in semifinale di Coppa Italia anche se è di Serie C, e quindi la prepariamo nei migliori dei modi. Ieri siamo stati un'ora e mezza a prepararla contro l'ipotetico 3-5-2 che fa il Pontedera, e quindi dobbiamo andare là consapevoli di cercare di portare a casa una vittoria, anche se non sarà facile, perché noi quando troviamo i campi sintetici non è che ci portano molto bene, e quindi però ho detto domani ragazzi dovremo andare in campo per vincere, anche perché vincere aiuta a vincere, quindi la prendiamo sotto questo punto di vista. Hai già accennato che insomma si profila un po' di turnover, insomma no, dicevi adesso. Sì, non è un turno, cioè dire un turnover vuol dire che giocano le riserve. A me questo termine sapete che non mi piace. Gioca il Padova, giocano 11 giocatori che secondo me sono uguali a quelli che hanno giocato con la San Benedettese, lo sanno, quindi gliel'ho detto domani, quindi non è una seconda squadra, è il Padova forte che deve andare là a cercare di vincere con il Pontedera. Quindi lo sappiamo, io non ho né riserve né titolari. È chiaro che molti non avranno, 5-6 non avranno 90 minuti, quindi altri 3 dovranno sicuramente darci una mano. Speriamo di chiudere la pratica prima dei supplementari, che sarebbe un carico di lavoro eccessivo per una partita delicata come quella di sabato a Sant'Arcangelo. I nuovi pensi di metterli dal primo minuto? Tutti, giocheranno tutti, i nuovi. L'unico dubbio che ho, ma non è un dubbio, ma è una preoccupazione, è far partire Sarno dall'inizio, però prima o poi dobbiamo farlo, dargli dei minutaggi in più, e quindi Sarno giocherà dall'inizio, Lanini, Fabris, Bellemo, tutti. E quindi adesso, se volete, vi do la formazione, così la volete, vedi, gioca. È quella che ieri, bravo, è quella che abbiamo provato ieri con i 2 giovani, Piovanello, e ieri è ritornato Cisco, che ce l'hanno dato abile, quindi lo porteremo via, perché anche lui si deve reintegrare con noi, verrà via, può darsi che anche lui possa fare 20 minuti, ci hanno detto, e poi dovremo trovare altri 3 o 4 che ci diano una mano. Anche perché la condizione migliore si trova con ritmo partita, quindi sì, tanto la cosa più bella è giocare, quindi il ritmo partita si trova giocando, in allenamento ti serve per mantenere la condizione fisica, però poi il ritmo partita lo trovi giocando, e quindi fare una partita di 90 minuti, amalgamare i concetti che vuole l'allenatore, è molto più importante fare una partita che fare 100 allenamenti. Come mai sei preoccupato per Sarno? Dici dal primo minuto non lo vedi ancora pronto? Rispetto ai nostri ritmi è ancora indietro, e quindi ho paura che fare un'eccessiva partita con i ritmi che gli chiedo gli possa avere problemi per sabato o per altri allenamenti. Quindi ho detto, con lui bisogna avere una pazienza, perché 6 mesi senza giocare sono veramente tanti, specialmente un giocatore che fa della sua virtù gli scatti nel breve, tira in porta da lontano, e quindi devo stare attento. Con Russo dietro si è intenzionato a mettere poi Mandorlini, oppure ieri mi sembra aver visto Mandorlini? Sì, Mandorlini con me l'ha fatto anche in Serie B, l'ha fatto, è un giocatore duttile che quando c'è bisogno gioca in tutti i ruoli, e quindi domani farò la coppia Russo-Mandorlini, anche perché adesso lo dico scherzosamente, c'è stata una polemica di Cappelletti in mezzo al campo, no? Se tornassi indietro la rifarei, però poi vedi nel calcio molte volte quello che fai non te lo fa portare avanti, io dovrò riportarlo indietro, perché Ravanelli lo perderemo per 10 giorni, perché ha un affaticamento muscolare, quindi non dobbiamo sovraccaricarlo il giovane, quindi dopo tanto tempo vedete che anche i giovani vengono sovraccaricati, vuoi la tensione della partita così, quindi per 10 giorni non l'avremo, e quindi Cappelletti lo dovrò riportare indietro, quindi avendo solo 3 centrali devo trovarne uno che mi dà la sicurezza di portarlo avanti per altre partite. Senti, la decisione di andare a Cesenatico è dovuta al fatto che vuoi evitare 2 andate e ritorno nel giro di pochi giorni? Certo. A parte quello, è una partita che mi preoccupa, quella di sabato, e siccome io sto vivendo, vi dico la verità, mentalmente 24 ore proprio per il Padova, per cercare di coronare questo sogno, mi viene da dire che non vogliono neanche lasciare niente intentato, dalla macchina allo spogliatoio io se devo variare qualcosa cercherò sempre di variare per il bene del Padova,
e venire via, cioè tornare mercoledì notte, ripartire venerdì mattina, mi sembrava un eccesso di fatica e di non concentrazione. Ho chiesto alla società di fare un sacrificio e qui ringrazio il direttore e il presidente che me l'ha concesso, perché so che oltre al sacrificio nostro, ma è anche un problema economico loro, mi ha concesso, perché sabato è la partita, vi dico la verità, più difficile che c'è, per come si deve preparare, per il campo che troveremo, per l'ambiente che ci saranno 200-300 spettatori. Loro sono in un momento di grande euforia, quindi battere la capolista per loro vorrebbe dire salvare tutto il campionato, e quindi voglio tenere i giocatori molto concentrati, anche perché questo mese secondo me è un mese fondamentale per dare una botta importante al campionato.